Ora in onda la rassegna stampa. Buonasera, buon anno, buonasera, buon anno, buon anno, buon anno, buon anno. Queste citazioni, no? Chi ha detto buonasera, buon anno? Mamma mia, ragazzi. Sammy Varin, tu stai a casa qualche giorno, osi prenderti il venerdì 2, cos'era? Il 2 di gennaio. Mi sono preso un giorno di ferie e guarda che pasticcio che salta fuori. Mamma, ma non farlo mai più. Non prenderti mai più un giorno di ferie. Non si fa, non si fa. Dai, solazziamoci con questa immagine dell'albero di Natale di Casa Varin, con scritto "Trova l'intruso, il mio albero di Natale". Si vede sullo sfondo anche i ritratti dei miei figli Elia e Tabata da piccini, ritratti fatti dal nonno. Noi abbiamo un nonno pittore, non lo sapevate, selezionato accuratamente nella famiglia Lega, ma è anche bravissimo a fare ritratti. Ma quello che volevo mostrarvi è l'albero di Natale di Casa Varin con l'intruso. Questa foto l'ho fatta proprio questa mattina, prima dell'alba. Io mi sveglio che non sono ancora le 5, e sull'albero di Natale c'è uno dei miei gatti, maledetto, Sì, ormai è dominio suo l'albero di Natale, ha capito che tra poco si toglie, anche se non bisognerebbe toglierlo, fino alla Candelora. Solo dopo la Candelora l'albero di Natale viene fuori, e bisogna tenerlo, e col cavolo che lo teniamo, questi ce lo stanno disfando completamente. Buongiorno da Sammy Varin, eccolo qua, il buongiorno si sente dal Varin. Buon anno, buon tutto, perché in molti di voi mi stanno ascoltando dopo qualche giorno di riposo e avete fatto bene, e qualcuno ritorna a lavorare quest'oggi, lunedì 5 gennaio. Molti altri dicono col cavolo, domani è la Befana, e direi ci rimane solo quella. La Befana, dopo tutte le brutte cose che abbiamo vissuto in queste ultime ore. Da dove partiamo? Da dove partiamo è la domanda che faccio a tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, che avete scelto Radio Libertà, magari per caso, per cominciare la vostra giornata di lunedì. Sammy Varin vi invita a dirmi la vostra. È già, perché questa è l'unica rassegna stampa, e quindi il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino, dove siete voi a farvi sentire, a dire la vostra in tempo reale. Mentre io vi leggerò le principali notizie di queste ore, voi potrete scrivere un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e darmi il vostro responso. Apriamo le agenzie? Prima di tutto sì, anche se non ci sono per fortuna altre novità, perché ne abbiamo già abbastanza. Trump che vuole la Groenlandia, la sua frase di questi giorni, dopo aver conquistato quella nazione piena di droga che è il Venezuela, bene, adesso vuole la Groenlandia. Voglio la Groenlandia, ci serve il ruolo del viceré Rubio e le nuove minacce a Caracas, con la premier danese che dice basta minacce. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Il presidente USA dice abbiamo noi il controllo del Venezuela, anche Cuba sta per cadere, pronti a missione anche in Colombia. E qui naturalmente la prima domanda che Sammy Varin vi fa, cari ascoltatori: che sta succedendo? Ormai ognuno può fare quello che vuole, l'importanza di avere soldi, armi, forza anche politica, e tutto qui il nostro mondo di oggi? No, perché sai, uno gli viene il dubbio e dice ma allora ha fatto bene anche Putin, ha fatto bene Trump, e adesso giustamente anche la Cina dice ma scusa, Taiwan è mia da sempre e facciamocelo, chi può dirmi che cosa, eccetera eccetera. Datemi subito un vostro responso, anche perché anche dal punto di vista politico in Italia non ci sono certezze. Sì, abbiamo visto, ora c'è la sinistra che si schiera con l'ex drogato, adesso
non c'è più. Buongiorno, buon Natale, buon anno, l'hanno portato via, certo, però qualcuno dice ma andranno avanti comunque a esportare droga, a fare quello che vorranno, anche senza Maduro. La sinistra si schiera con Maduro, ma anche all'interno del centrodestra le ultime notizie dicono che anche la Lega non è che faccia i salti di gioia per quello che è successo laggiù. 340 6709 659. Intanto vi ho letto qualche cosa dal Corriere e su Repubblica siamo molto simili. Trump che dice abbiamo noi il controllo del Venezuela, accesso totale al petrolio, e anche qua signori a caccia di petrolio, lo abbiamo capito, l'America non si muove se non ci sono interessi nazionali, e minaccia Colombia, Messico, Cuba e Iran. Questa è l'apertura del sito di Repubblica. Ci tuffiamo subitissimo, certo, perché no, all'interno dei quotidiani, dando il buongiorno a chi mi sta già scrivendo, e lo sapete, mi fa piacere sentire che ci siete, ma soprattutto sentirmi in onda. È una delle frustrazioni dello speaker, quando parli dice ma ci sarà un cacchio di qualcuno che mi sente? Siete in tanti già a quest'ora e la cosa mi fa piacere, anzi ve ne do modo subito. Il primo che mi ha scritto è Marco. Buongiorno, non servono parole per definire il nostro governo, vero? Uno scopo è rendere miserabile la gente onesta, non avranno niente, dovranno essere felici, fate schifo. Marco, hai cominciato bene sicuramente l'anno. E poi Marco si è sfogato anche sulla tragedia avvenuta appena al di là dell'Italia in Svizzera. E anche su questo, devo dire, dobbiamo assolutamente conversare a 340 6709 659. Buongiorno, spero i video della tragedia siano virtuali, ma pare che gli idioti, ubriachi, drogati stessero a filmare invece di scappare. Il Moloch del mondo assettato di sangue non ammette deroghe, ma in fondo il discorso del presidente di Morco, c'è stato anche quello, ma se lo sono già dimenticati tutto, non è stato un gran discorso, dimostra l'inettitudine di gente totalmente avulse dalla realtà, malvagia nell'esposizione, falsa nei principi, nulla di nuovo sotto il sole, la solita arroganza del potere assassino. E ancora, ipocriti si mostrano addolorati per i morti bruciati, ma nessuno sdegno o indignazione per milioni di bambini fatti a pezzi vicino a casa nostra. Ok, Cras Montanà, cos'è successo e dove sta l'errore? Che come al solito, lo sapete, lo diciamo da decenni, la verità sta nel mezzo. Chiaro che vedere questi ragazzini che filmavano l'incendio sopra di loro, continuando a ballare, ha fatto impressione. Chi li difende? Chi dice comunque la colpa non è loro, è minimo che comunque la colpa non è loro, perché era un locale che non doveva avere tutta questa gente, bla 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 bla, ma soprattutto non aveva quello che un locale deve avere, e quindi gli antincendio, e quindi la possibilità di spegnere eventuali incendi, e quindi dei materiali che non prendano facilmente fuoco. Questa è la verità. Chiaramente la sensazione che i nostri figli, i nostri nipoti non sappiano più che cos'è il pericolo. Così abituati a vedere filmati, serie TV violente, cruente, pensano che sia tutto un gioco, tutto facile. Non hanno più la sensazione del pericolo. Forse sta qui la meditazione? Ditemi la vostra. 340 6709 659. Chiaramente ci torniamo su queste argomentazioni. Da cosa partiamo? Allora facciamo così. Oggi partiamo dal Corriere, che è quello forse più ampio su queste argomentazioni, ripeto, drammatiche, perché tra i morti ci sono tanti ragazzini italiani, e attenzione, ragazzini poco più che bambini, perché ti dicevo alcuni avevano 13 anni morti in questo rogo.
A 13 anni forse era la primissima volta che andavano in un locale senza i genitori. Capisci questa cosa? Anche lì non è che li vogliamo giustificare, però si sono ritrovati un incendio senza la mamma e il papà che potessero aiutarli, e nessuno li ha aiutati, neanche il DJ, neanche il DJ che ha continuato a fare musica, ci ha messo un po' a capire questa cosa. Colpa del DJ? Forse, ma mi pare che sia morto pure lui. Corriere della Sera, Trump, ora voglio la Groenlandia. Titoli tutti uguali oggi, Corriere, Repubblica, Stampa, ve l'assicuro. Giuro che non vi tedierò con queste argomentazioni. Se state scegliendo Radio Libertà, a proposito, grazie a chi mi ascolta anche su Facebook, sulla pagina di Lega Salvini Premier, siete in migliaia. Grazie a chi ha scaricato l'applicazione sul proprio cellulare, mi segue magari dal mare, dalla montagna, fuori dalle balle ancora per qualche giorno. Grazie a chi mi segue con la radio DAB, schiacciando DAB sul cruscotto della vostra autoradio ci trovate facilmente, siamo in ordine alfabetico. Sul Corriere, Giuseppe Sarcina, il suo editoriale di spalla si intitola La forza e i diritti. Ve ne leggo qualche riga per darvi l'idea, ma capite che ormai pare appunto che sia un mondo dove se fai vedere i muscoli e li fai anche sentire i muscoli, puoi fare quello che ti pare. Donald Trump accarezzò l'idea di impadronirsi della Groenlandia già nel 2019, nel corso del suo primo mandato. All'epoca la sua proposta suscitò una risata irrefrenabile e collettiva nel Parlamento di Copenaghen. Oggi purtroppo c'è poco da ridere. La Groenlandia fa parte della Danimarca, sia pure con lo status di territorio speciale. Danimarca significa NATO e Unione Europea. Che cosa vuol fare Trump? Attaccare gli alleati? Punto di domanda. E poi subito sotto, per consolarvi, l'editoriale di Walter Veltroni, il vessillo europeo. Se gli USA possono bombardare un paese sovrano, è allora ugualmente legittimo che Putin possa invadere l'Ucraina e che la Cina possa regolare i suoi conti con Taiwan. Il nuovo ordine mondiale si afferma oggi così, sulla punta dei cannoni. Dalla tragedia della seconda guerra mondiale, 60 milioni di morti, lo sforzo della comunità internazionale è stato quello di fornirsi di regole, istituzioni, procedure per evitare che quell'indicibile orrore non si riproducesse mai più. Walter Veltroni oggi tutto vostro sul Corriere. Sempre in centro pagina sul Corriere, naturalmente veniamo al rogo e lo sguardo e le storie dei 6 ragazzini morti nel rogo, 6 italiani. Oggi arriveranno i corpi in Italia, preoccupano le condizioni dei feriti più gravi. Achille Barrosi, 16 anni, di Milano, Sofia Prosperi, 15 anni, romana, viveva a Mendrisio, Emanuele Galeppini, 16, di Genova, Riccardo Minghetti, 16, di Roma, Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna, Chiara Costanzo, 16, di Milano. Questi i 6 ragazzi morti, identificati grazie al DNA. E non è neanche stata subitanea la cosa, vuol dire che dei corpi era rimasto ben poco. Le polemiche, certo, che se volete potete fare anche voi scrivendomi al 340 6709 659, ma siamo sul Corriere e io vi porto subito all'interno perché vi dicevo è quello forse più completo quest'oggi, partendo da quello che sta avvenendo in Venezuela. Ci sono le 2 rivali che hanno una pagina ciascuno oggi sul Corriere. Chi sono? Una è Rodriguez, l'ex vice di Maduro, che prova a resistere a Trump dicendo difenderemo il paese. A sorpresa, la neopresidente ad interim, volto moderato del regime chavista e prima donna a guidare il paese, sembra poter contare sull'appoggio delle forze armate. E c'è un paginone per questa. Dall'altra c'è naturalmente Machado, la premio Nobel delusa dal voltafaccia USA, ma la sua marcia non è finita. E naturalmente paginone anche in questo caso per farvi
un'idea di quello che sta accadendo, è accaduto e chissà cosa accadrà in Venezuela. Io questa mattina alle 9, siccome siamo ancora in clima vacanziero e non abbiamo il capogruppo della Lega Molinari, chiamerò Indira Costa. Chi è Indira Costa? È un influencer che ogni tanto ospitiamo su queste frequenze perché è l'ideatrice di una manifestazione per le donne che si chiama Donne per le donne, contro la violenza, ma anche per dare più forza al sesso femminile, troppo spesso stracizzato, tante argomentazioni che ben conoscete. Beh, Indira Costa, oltre a essere influencer e ambasciatrice del mondo delle donne, vive in Piemonte ma è fieramente venezuelana. Ha passato tanti anni, si è laureata in giurisprudenza in Venezuela e quindi ci spiegherà che cos'è veramente il Venezuela, cosa sta accadendo, se è stata un'invasione di campo vergognosa quella di Trump e soprattutto ci racconterà quello che pensano gli abitanti del Venezuela, che finora è stato ben poco raccontato. Non so se avete notato, c'è stato un certo ritardo nei mass media a far vedere quello che succede, come hanno reagito i venezuelani a tutto ciò. Intanto ritorniamo sul quotidiano Il Corriere perché c'è l'importante intervista a Gentiloni. Per cominciare bene l'anno non può mancare sul Corriere Paolo Gentiloni, tra i fondatori del PD, ex ministro, ex deputato, è stato presidente del Consiglio da 2016 a 2018, ma anche commissario europeo, allegro commissario europeo per gli affari economici e finanziari dal 2019 al 2024. Dico allegro perché quando parla lui, ragazzi, Prodi in confronto l'Escurlin è il massimo dell'allegria. L'ex premier e commissario UE dice non sarà un mondo stabile se americani, cinesi e russi si comportano così come ha fatto l'America. Rischia di essere un fattore permanente di guerre e tensioni. Temo le picconate all'ordine mondiale e l'Europa che balbetta. Guarda che è più intelligente del solito quest'oggi il Corriere, non che prima fosse scemo, però c'è uno spazio importante oggi per Gentiloni che dice sul Corriere serve un fronte comune contro chi agisce da padrone. L'Europa ormai è un problema per Trump perché difende certi valori, diritti e regole. In Venezuela speriamo in una mobilitazione popolare democratica che risolva il problema. Paginone per Gentiloni oggi. A pagina 9 del Corriere, subito dopo si parla del petrolio. Già, perché? Perché un motivo ci sarà per cui l'America ha deciso di aveva invaso, certo, questo stato democratico che è il Venezuela. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché il petrolio, decenni di incuria, cattiva gestione, mancata manutenzione dei pozzi sotto Chavez e Maduro dovrebbero implicare ora investimenti enormi, cosa che l'America sarà dura ma è disposta sicuramente a fare. Le spine del greggio made in Caracas. Il Venezuela, primo paese al mondo per riserve, è solo 21esimo se si guarda la produzione, il nodo delle infrastrutture. E anche su questo sentiremo alle 9 Indira Costa, venezuelana, che ci spiegherà ma i soldi di questo petrolio dove sono andati finora in Venezuela? Punto di domanda. Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul Corriere. Meloni e la telefonata con la premio Nobel, ora una transizione pacifica e democratica. Il colloquio con l'emblema dell'opposizione venezuelana, Machado, ha sentito anche altri leader, tra cui Macron, Conte che attacca, premier subalterna Trump, protesta anche il PD, Palazzo Chigi e le critiche nei paesi UE, reazioni simili alla nostra. La verità è che ognuno ha il suo pensiero e anche all'interno del centrodestra ci sono piccole divergenze. Ad esempio, la perplessità di Salvini, né saggio né prudente
esportare la democrazia. Ho letto in qualche chat, sai, mi hanno messo dentro in qualunque chat ormai, qualcuno che ha lasciato la Lega perché Salvini gli è andato bene, che hanno portato via Maduro e qui e là. Forse ha fatto male a lasciare la Lega questo signor Nessuno, che poi non conoscevo, perché non mi pare che sia così. Matteo Salvini distingue, scrive oggi il Corriere, dopo una giornata di riflessione, la posizione del vice premier leghista sull'intervento USA in Venezuela si rivela non perfettamente sovrapponibile a quella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e del resto nemmeno sdraiata sull'iniziativa di Donald Trump. Se sabato Salvini aveva lasciato il punto in sospeso, limitandosi a un seguo con attenzione, ieri pomeriggio da New York, dove si trova con la compagna Francesca Verdini, ha fornito la linea a una Lega che l'attendeva per potersi adeguatamente sintonizzare, anche se forse in qualcuno dei suoi ha generato più dubbi che certezze. Salvini è convinto che nessuno avrà nostalgia di Maduro, responsabile di aver affamato e oppresso per anni il suo popolo, e penso che fin qui siamo tutti d'accordo. La Lega è sempre stata assolutamente critica con il regime venezuelano. Ribadito questo, per la Lega la strada maestra per risolvere le controversie internazionali e chiudere i conflitti in corso deve tornare a essere la diplomazia, rispettando il diritto dei popoli a decidere del proprio futuro, virgolettato. Insomma, il leader leghista non sposa la tesi della premier sul narcotraffico come guerra ibrida, e nemmeno l'intervento muscolare deciso dal presidente USA. In effetti, intorno a lui c'è chi spiega che l'iniziativa di Trump, di cui Salvini è sostenitore storico, fa emergere parecchie perplessità. A chi li parla spiega che la cosiddetta esportazione della democrazia non sia una soluzione né prudente né saggia, e la diplomazia è tanto più necessaria in un momento internazionale delicato dove l'uso della forza va circoscritto il più possibile. Per Salvini la terza via arriva, come già accaduto, dal Vaticano, illuminanti le parole del Papa che chiede di garantire la sovranità nazionale del Venezuela e assicurare lo Stato di diritto. Nel partito, nella Lega, la vice segretaria Silvia Sardone dice di trovare francamente imbarazzanti le posizioni di una certa sinistra. C'è chi arriva persino a solidarizzare con un dittatore crudele come Maduro. Zitto ragazzi, che adesso ricominciano, cioè è finita per il momento con la Palestina e adesso cominciano con Maduro. In prima linea, dice ancora la Sardone, troviamo centri sociali, gruppi pro Pale, pro Annun, la CGIL, l'ANPI e il Movimento 5 Stelle. Se Maduro diventa un idolo da difendere a sinistra, c'è davvero da preoccuparsi. Mentre il capogruppo al Senato della Lega, Romeo, la dice così: la fine di un regime comunista che ha oppresso il proprio popolo è sempre una buona notizia. Nelle ore precedenti si era espressa anche l'eurodeputata Susanna Ceccardi. Emerge con ancora maggiore evidenza la mancanza di una linea politica chiara e incisiva da parte di Bruxelles. Che ne pensate voi? 340 6709 659. Naturalmente vogliamo il vostro pensiero, al di là che siate leghisti, celoduristi, che siate di destra, che siate di sinistra. Sono argomenti importanti su cui non possiamo transigere, anche se io tra 10 minuti vi porto via. Non pensate che resto su Maduro e sui ragazzini morti per tutta la mattina. Intanto però, certo, a pagina 14 del Corriere, l'addio ai 6 ragazzi, il dramma dei feriti gravi e il ricordo di ciascuno di questi ragazzi. Sofia, 15 anni, i balli e i canti su TikTok, la scuola internazionale, la vittima più giovane, Achille Barosi, 16 anni, il cugino uscito a luna dopo il cenone con i suoi, se solo avesse tardato, Riccardo Minghetti, 16 anni, vivi in ognuno di noi, ricordo e la veglia dei compagni del liceo, Chiara Costanzo, 16 anni, l'omaggio dei professori, cercavi sempre la tua parte migliore. È chiaro
Stiamo parlando di figli di ricchi, lo so, questo è un altro argomento che fa molta polemica, chi va a Cras Montanà non è una persona normale, sono persone che hanno parecchi soldi, è la cortina appena al di là del confine italiano e qui naturalmente c'entra anche la polemica sul censo e quindi qualcuno che ha scritto sui social sono stati puniti, è vero. Attenzione anche lì ragazzi, i social in questi giorni sono stati terribili su questi ragazzini, soprattutto sul fatto che erano lì a filmare, li abbiamo visti e rivisti questi video e per fortuna che c'erano questi video. Se non avessero filmato non avremmo saputo qual è stato il problema, se non dopo giorni e giorni. Chiaro che vedere quei pannelli insonorizzati, che noi che facciamo radio li abbiamo visti fin dagli anni 70, no, negli anni 70 si usavano i cartoni delle uova veramente, poi sono arrivati quelli insonorizzati, sinceramente non ho mai provato a dargli fuoco. Chiaro che queste candeline che fanno scintilline, e devo dire sono le stesse identiche che ho usato io l'ultimo dell'anno, solo che non ero in casa ma ero all'aperto. Farle andare in casa, sì, le abbiamo sempre utilizzate soprattutto per bambini molto piccoli quando compiono gli anni, tenendoli a distanza, ma mai ci sarebbe venuto in mente di metterli a contatto col soffitto che può prendere fuoco qualcosa. Non ci sarebbe mai venuta in mente questa cosa, invece è così bello metterle sulle bottiglie di spumante, schifoso da quello che ho letto, glielo davano anacquato, tanto i ragazzini 13, 14, 15 anni cosa vuoi che capiscono? Metterlo sopra queste bottiglie e poi la bottiglia rivolgerla verso alto, così come se fossi lì davvero a aspettare che prenda fuoco. Paginoni e paginoni sul Corriere, certamente. L'intervista, il papà di Giovanni Tamburi, 16 anni, ho visto il suo volto, conosco quel locale, ci andavo anche io, ho perso il mio sole. Sono interviste strappalacrime, terribili, perché ripeto, per molti di questi ragazzi non c'è stato niente da fare, ma non c'era più neanche effettivamente il ragazzo. Le lacrime nel gelo, le parole del Papa, l'abbraccio di Kranz, quegli angeli in elicottero e i ragazzi salvati erano bruciati ma tremavano dal freddo. Te l'ho detto, interviste terribili che però vanno comunque lette e poi naturalmente capire un attimo, ma com'è possibile che gli abbiano dato i permessi a questo locale? A pagina 17 del Corriere, ma un po' da tutte le parti, si aspetta l'inchiesta sui controlli del comune. E non so se avete notato anche qua, si vede sempre quel locale terribile, mezzo bruciato, con tutti i lumini fuori, ma nessuno ha mai fatto un giro in questa bellissima cittadina in mezzo alle montagne, luogo di residenza appunto dei famosi ricchi. Nessuno ha osato riprendere le bellezze di questa località, come sia tutto ben curato, tutto perfetto, d'altronde siamo in Svizzera, e la discrepanza tra quello che invece è successo in questo locale. Com'è possibile che in una Svizzera dove se vai a 3 chilometri all'ora in più ti tolgono la patente, permettano una cosa simile? Con il sindaco che dice nessuna negligenza, acquisite le carte delle ispezioni, il PM il possibile arresto dei titolari, escluse esigenze cautelari. Ripeto, siamo in Svizzera e non tutto ciò che l'Europa ha deciso è stato acquisito in Svizzera, si fanno i cavoli loro, sappiamo benissimo che sono indipendenti, quindi alcune regole che qui in Italia ti fanno un culo quadro, lì potrebbero non valere, ma magari ne valgono altre, ma da sentire così non sembrerebbe. Paginone anche sul Corriere su questa inchiesta, sono escluse le esigenze cautelari dei due padroni che a quanto pare qualche problemino in passato con la giustizia l'avevano avuto, sfruttamento della prostituzione per lui, ma d'altronde te l'ho detto, la Svizzera fa un po' quello che vuole su molti fronti.
C'è la pausa, signori, e in questo mare di lacrime tra poco leggerò i vostri messaggi. Che brusco risveglio che vi ho dato stamattina. 340-6709-659 se volete dirmi la vostra, ma c'è la pausa musicale con il pezzo indipendente della pianista Fiamma Velo che ci ricorda che domani arriva la Befana. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non ci rimane che la Befana, non ci rimane che la Befana. Mi raccomando, domani chiamate la vostra mamma per fare gli auguri. Dai, si usa far così ancora adesso, certo, sì. Poi, chiaro, le nostre mamme sono sempre più vecchiette, quindi ci si azzecca anche a volte, però rimangono le più belle del mondo, assolutamente sì. Fiamma Velo, la Befana, ce ne sono varie versioni, se la cercate su YouTube è una compositrice molto fantasiosa, addirittura c'ha un merchandising dedicato alla Befana con l'incensino
regalini, e se volete fare qualche regalino befanamente parlando, cercate Fiamma Velo su internet. Con il buongiorno rinnovato, certo, sono Sammy Varin, sto accogliendo i vostri messaggi al 340 6709 659. Grazie a chi mi scrive: meno male che sei tornato Sammy. Oh, ma certo, se ci mandi un contributo per festeggiare la Befana io sono contento. Scherzi a parte, grazie a tutti coloro che hanno approfittato di queste vacanze per ricordarsi anche della nostra radio, che vive anche e soprattutto dei vostri contributi attraverso il conto corrente postale 37671294 37671294 o andando sul sito radiolibertà.net, clicca dona ora e voilà, con la carta di credito quello che puoi dare alla nostra redazione. Sì, siamo una radio un po' diversa dalle altre, siamo di nicchia, ma diciamo cose che gli altri non possono dire. Ad esempio, chi ci scrive è Alberto: buongiorno Sammy, quello che è successo in Venezuela, americani, inglesi lo hanno sempre fatto, a volte con un pochino meno di pubblicità, ma il caso Mattei insegna. Buona giornata e un abbraccione. Post scriptum: quest'anno le colleghe ho regalato un presepe di terracotta al posto del solito dolcetto, visto che qualcuno lo vorrebbe abolire. Io ho pensato di fare il bastian contrario. Bravo. E sì, con tutte queste cose brutte che sono accadute, firulì firulà, l'attenzione della mancanza del presepio, della cancellazione delle nostre tradizioni, della nostra religione, delle violenze che ci sono state anche i primi giorni dell'anno, sono sparite queste notizie dai giornali. Oggi cercheremo di sfrugugliare anche su questo argomento, anche perché ci sono state le violenze. A Milano non si sa ancora niente, ma ricordate che le altre volte, gli altri anni, veniva fuori dopo settimane la verità, se c'è stato un Tarush Gamea in Piazza Duomo a Milano oppure no. La verità è che alla fine non c'era nessuno in Piazza Duomo, l'hanno blindata, si poteva entrare in poche migliaia di persone, alla fine mi sa che erano tutti quanti Maranza, se la sono fatti da solo il Tarush Gamea, tra uomini, cioè una roba vergognosa. Abbiamo abdicato, abbiamo lasciato Piazza Duomo a loro. Questa è la verità. Non è stato così a Firenze, dove dopo magari vi faccio vedere qualche filmato, hanno distrutto interi bar, sempre loro, in Maranza, ma d'altronde, caso vuole, sono tutte città amministrate dalla sinistra, ma è soltanto un caso. WhatsApp al 340 6709 659. Buona Befana, che ti porta la Befana? A me? Ma io spero sì, ancora qualche dolcetto, perché comunque non bastano mai. Non essere blasfemo, erano dei ragazzi, i nostri ragazzi, ora angeli, pace e onore alla loro tremenda morte, l'unica loro colpa è essere ragazzini. Ma non lo so, Enzo, è l'unica, no, di colpa non ne hanno certamente. Ribadisco, dal punto di vista psicologico, secondo me va presa anche questa cosa, che erano lì fermi a fare il filmetto, non hanno la percezione del pericolo, cosa comunque normale in poco più che bambinetti, non hanno la percezione del pericolo, ma soprattutto schiavi del telefonino si sono messi a riprendere il fuoco che cominciava a divampare. Che avreste fatto voi? Cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Beh, io probabilmente da oggi insegnerò a mia figlia Tabata e a mio figlio Elia che la prima cosa che devi imparare quando entri in un locale e cominciano a frequentarli i locali da solo, senza genitori, è guardare dove si trova l'uscita d'emergenza. Penso che sia forse la cosa principale, una cosa a cui ci si pensa raramente, vero? Prima cosa, controllare dove si trova l'uscita di emergenza e poi
e poi naturalmente maturare, diventare grandi. Certo, il problema è che questi ragazzi non diventeranno mai grandi. Sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, ma invece di mandare giovanissimi al macello fatti di alcol e cocaina, oddio, non lo so, così giovani, tanto da filmare il fuoco che li porterà all'inferno, non è ora di tornare a valorizzare la famiglia unica e ripetibile, naturale, biologica, educante e fondante, la vera società civile voluta dal creatore, uomo e donna, non frocia come il direttore del concerto d'apertura d'anno più schifoso di sempre a Vienna. Oh, caro Marco, ma stai lì ancora a guardare se uno è frocio o non lo è. Visto i rincari del vostro governo, spero poi mi mandiate il contributo di 5 euro. Grazie Marco. Ma che probabilmente ci accenderai domani al nostro posto. Sentirai Radio Popolare. Ancora WhatsApp, certo, ne stanno arrivando tanti. Cosa dice la Lega di quello che ha detto Crosetto? Oh, adesso lo scopriamo, certamente. Devo dirvi tutto subito, ma ci mancherebbe altro. Rituffiamoci sui quotidiani. Altro argomento. Siamo sempre sul Corriere, ma è l'argomento più nostro effettivamente, anche perché questo signore era in giro e non doveva essere in giro, e succede troppo spesso che qualcuno sta in giro e non dovrebbe essere in giro. Tu dici, ne conosco di gente, sto parlando dei soliti clandestini in perenne emergenza sessuale che picchiano, rubano, violentano e poi non vengono rimandati al loro paese. La nuova parola d'ordine di quest'anno 2026, buon anno, è remigrazione. E c'è anche una canzoncina che comincerò a mandarvi più spesso che si intitola proprio così. Potete cominciare a cercarla su YouTube se volete. Prima di Aurora, altre 3 violenze. Valdez in Italia, grazie a un certificato. Siamo a pagina 23. Fino a pagina 23 bisogna arrivare sul Corriere per capire che cos'è successo. Perché il 57enne indagato per l'omicidio della 19enne Aurora Livoli in carcere per una tentata rapina di solo poche ore prima del delitto, anzi poche decine di minuti prima del delitto, fosse qui ancora in Italia. Spuntano nuove aggressioni dopo la scarcerazione, così aveva evitato l'espulsione. A parte un caso, a essere aggredite sono tutte ragazze di 19 anni. Fatto sta, insomma, che questo signore ha passato un periodo nel carcere di Pavia per l'ultima violenza nel 2019. Dopo la scarcerazione nel 2024, un secondo provvedimento di espulsione che non viene però eseguito per il passaporto scaduto e per un certificato medico che attestava una patologia che lo rendeva inidoneo al trattenimento nel CPR. Per la violenza successiva, perché ne ha fatto una dietro l'altra, il tempo s'accorcia, passa un anno esatto da quella del 2024 e il luglio 2025, sempre a Cologno, avrebbe aggredito e violentato un'altra 19enne peruviana. Anche in questo caso l'uomo risulta indagato. Vabbè, fatto sta che era ancora qua. E questo è un fallimento, comunque, è un fallimento anche del nostro governo. Tu dici, ma il governo fa le leggi, poi sono loro, i magistrati, i giudici, che non le applicano. E allora che facciamo? C'è un bel referendum sulla giustizia da votare in primavera. È il caso forse di alzare il culo dal divano e andarlo a votare? Andiamo sul Fatto Quotidiano, dai, che non ci pensiamo più, vediamo da che parte sta il Fatto Quotidiano del lunedì. Doppiopesisti, scrive in centropagina, l'Unione Europea che denunciava operazioni russe in Venezuela ora tace. Il trio Ursula, Callas e Meloni sta con l'aggressore, se è l'USA. La cura Caracas, Trump minaccia il replay a Cuba e in Groenlandia, intervista a Cacciari, l'Europa zitta, meglio così,
ha fatto solo danni. Questo è il principale titolo del quotidiano Il Fatto Quotidiano, e ribadisco, a proposito di Venezuela, alle 9 sentiremo una venezuelana che vive da anni nel nostro paese, ma è fieramente venezuelana, in contatto con tanti amici e parenti in Venezuela, che ci racconterà quello che effettivamente sta accadendo là. Il Giornale. Il titolo principale cambia argomento e si intitola Lezioni di Sharia anche in Italia, e Annun Junior insulta il governo. Invasione silenziosa. A Brescia spunta l'esperto di fatwa, quei collegamenti segnalati dallo 007, scrive Giulia Sorrentino sul quotidiano Il Giornale. In Italia ci mancavano le lezioni di Sharia, ovvero la sacra legge islamica. Siamo a Brescia, altra località casualmente sempre in mano al PD, e a organizzare l'evento è il Centro Culturale Islamico, un corso dal titolo Introduzione allo studio degli obiettivi della Sharia. È da qui che bisogna partire per capire l'islamizzazione del territorio. Anche qui domandona del Semmi Varinona: è davvero l'Italia sotto islamizzazione? Scrivetemi 340 6709 659. Ma in taglio alto sul Giornale c'è la tragedia di Cras Montanà. Ciao angeli, identificate le 6 vittime italiane, già oggi il rientro delle salme. L'inchiesta svizzera, se ne occupa Vittorio Maciocia, a pagina 14. Permessi facili, interrogato il sindaco. Naturalmente in centropagina il blitz in Venezuela, il piano Trump dopo Maduro, petrolio, Groenlandia e ruolo già in dubbio della vice Rodriguez, schiaffo a Mamdani, processo a New York. Ecco, in queste ultime settimane ha fatto scalpore anche il fatto che il neosindaco di New York Mamdani abbia giurato, sì, ma sul Corano. Anche qui ditemi un pochetto qual è il vostro pensiero. 340 6709 659. Ma sì, ma già a Londra ne abbiamo già visti di queste cose. Scendo un po' più in basso e mentre i venezuelani festeggiano, la sinistra in piazza per il dittatore. Battista sta sempre coi despoti, e questa è un'altra problematica, nel senso che, sapete, manca pochissimo, poco più di un mese alle Olimpiadi, e adesso la sinistra, mollata la Palestina, sarà in piazza per Maduro. E si ricomincia da capo, no, global, centri sociali, eccetera. 340 6709 659. Ditemi la vostra. Ma il quotidiano Il Giornale si occupa anche del dossieraggio contro la Lega, l'ira della Lega contro Report. Dossieraggio. Mentre 5 Stelle e PD corrono in soccorso di Report da parte del centrodestra, si avanza un'accusa precisa. Bellavia avrebbe di fatto svolto un'attività di collegamento tra le procure e la trasmissione, la RAI. Se ne occupa Luca Fazzo oggi sul quotidiano Il Giornale, che penetriamo immediatamente perché c'è molto spazio sull'argomento jihadisti d'Italia. C'è anche Annun Junior, ma porco cane, non lo sapevo. Il figlio del predicatore agli arresti adesso guida la piazza e sfida la Premier. Dobbiamo restare uniti, tanto mio padre sa che uscirà presto. Olè! Tutele alle toghe che indagano. Annun Junior attacca il governo, quello che fa travalica il male. Siamo a pagina 2 del Giornale. Allarme Islam, prove CQ di sottomissione. Anche il Rampollo, nelle carte dell'inchiesta, in più occasioni trasferiva denaro contante a Gaza attraverso la Turchia. E
Se avete anche voi l'idea che ci stiamo lentamente islamizzando con l'appoggio chiaramente di una certa sinistra, oggi il giornale è tutto vostro. Ora un Mandani italiano. L'attivista Youssef mobilita i militanti musulmani. Video social su soggetto politico, il caso Piacenza allarma Fratelli d'Italia e Lega. La lezione di Mandani è chiara, la politica non è semplice, difficile, difficilissima, ma o sei sul tavolo o sei sul menù. L'idea di un possibile Mandani italiano entra così nel dibattito pubblico come qualcosa di più di una semplice suggestione. Tra coloro che rilanciano questo modello c'è Ibrahim Youssef, che ha studiato a Milano, volto dell'attivismo islamico, vicino ai giovani musulmani d'Italia e attivo come divulgatore. Come segnalato dal giornale, no, mi fa ridere sta cosa, ragazzi, che noi queste cose le dicevamo 10, 15, 20 anni fa e sono accadute davvero. Mi fa impressione. Le raccontavo a questo microfono quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, chiaramente ci prendevano tutti quanti per il culo. Come segnalato dal giornale, negli ultimi mesi Youssef si è fatto conoscere per interventi pubblici e podcast in cui riflette sul peso demografico dell'Islam in Italia, peso demografico, arrivando a ipotizzare che entro il 2050 la comunità musulmana possa avvicinarsi al 10% della popolazione. Mi fermo, ma chiaro che oggi il giornale è vostro, se volete discernere dalle argomentazioni del giorno che ci sono su tutti i giornali, che sono sicuramente importantissime, ma a pagina 3 c'è l'inchiesta e certo Giulia Sorrentino ci porta a lezione di Sharia. A Brescia l'imam che insegna la fatwa. Spunta il collegamento con il Bajani, il centro segnalato dagli 007 francesi nel report contro il fondamentalismo. Già. In Italia ci mancavano le lezioni di Sharia, ovvero la sacra legge islamica. Siamo a Brescia e a organizzare l'evento che si è tenuto ieri dalle 10 del mattino alle 18 è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell'Associazione Islamica d'Italia dell'Imam e delle Guide, un corso dal titolo Introduzione allo studio degli obiettivi della Sharia, con la docenza di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche membro del Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca. Secondo quanto risulta al giornale, i partecipanti sarebbero circa una cinquantina, tutti di fede musulmana, radunatisi presso la sede della moschea situata in uno spazio nuovo e abbastanza ampio in una zona periferica della città, in via Corsica 361. Tra gli elementi da sottolineare c'è la forte vicinanza dell'ente che patrocina l'evento e l'Istituto Bajani, Istituto Italiano per gli Studi Italiani Umanistici. Quest'ultimo, sito a San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, è stato citato dal report degli 007 francesi sul fondamentalismo islamico. L'Istituto Italiano degli Studi Islamici Umanistici, noti come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l'International Islamic Charity Organization. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa, rilascerebbe un diploma di insegnante professionista a beneficio delle scuole e dei centri islamici in Europa. L'articolo poi prosegue con l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint che denunciamo e combattiamo la galassia islamista che punta a conquistare l'Italia e l'Europa. Stiamo smontando pezzo dopo pezzo una rete organizzata di fondamentalisti che opera nell'ombra ma con un disegno chiarissimo, quello di infiltrarsi in Occidente e poi stringerci come in una morsa per sovvertire l'ordine democratico. A questo mosaico si aggiungono oggi nuovi tasselli. Lukoil, con le sue moschee finanziate da milioni di euro provenienti dal Qatar, come nel caso di quella di Brescia, e il collegamento con l'Istituto di Formazione Bayan di Verona, già citato nel report dell'intelligence francese per la sua vicinanza ai fratelli musulmani. Si dia linea così
con sempre maggiore evidenza la rete della fratellanza musulmana che organizza moschee, predicatori, centri di formazione per costruire consenso, plasmare fedeli militanti, orientare l'azione politica dell'islamismo radicale. Così la CISINT oggi parla a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, che torna poi sull'argomento principale. I venezuelani d'Italia esultano e i pro-Mad urlano, Mad come Maduro, urlano contro gli Stati Uniti. Gli esuli sudamericani festeggiano per la caduta del dittatore, ma restano basiti dalla sinistra. Non possono capire cosa vuol dire essere privati della libertà. E proprio una esule, Indira Acosta, la sentiremo questa mattina alle ore 9 su queste frequenze. A Firenze, corteo contro l'imperialismo americano con direzione il consolato USA, a fuoco le bandiere a stelle e strisce. Centri sociali, antagonisti, Propala, Ampi e CGIL fanno rete e organizzano sit-in in tutto il paese. Oggi la grande manifestazione nella capitale. Avete capito? Finita la Palestina, si comincia con il Venezuela. Pierluigi Battista è intervistato a pagina 5 del quotidiano Il Giornale. Io non capisco perché la sinistra parteggi sempre per i despoti. Il giornalista e tacciono su Maduro che teneva Trentini in ostaggio. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale con Oara Borselli che intervista Pigi Battista. Meloni per una parte del PD è un elemento da maledire, ma è una leader, non c'è niente da fare. Chavismo ha portato alla povertà più totale, con l'inflazione spaventosa fuggono a milioni. Così quest'oggi Pierluigi Battista sul quotidiano Il Giornale, che è candidato per essere acquistato quest'oggi. Se siete ancora in semivacanza, lo sapete, domani è la Befana, magari non si esce, magari non ci sono i giornali, magari qui se vi comprate oggi il giornale avete da leggere come, anche perché a pagina 16-17 si parla dei veleni di Report, quella trasmissione che ci sta simpatica. La Lega dice questo è dossieraggio e spuntano le bugie di Bellavia. Fioccano interrogazioni dopo la lista pubblicata dal giornale dei personaggi spiati dal consulente del programma Rai. Arma al servizio di una parte politica. L'articolo di Luca Fazzo, con la puntata di ieri sera dove riaffiora la pista nera dietro le stragi, ma neanche i magistrati ci credono più. La testimonianza del petitolo Cicero su delle chiaie a Capaci al centro dello scontro tra procura e GIP. Se siete interessati, c'è poi un'intervista a Maurizio Gasparri. L'asse Ranucci PM è un pericolo per la democrazia, no alle sue minacce. Si ritorna sulla brutta cronaca, anche sul giornale, curriculum di un clandestino. Il killer di Aurora espulso per 2 volte e una perizia nel CPR lo ha lasciato libero. Il peruviano non doveva essere in Italia. Mamma mia, quante volte abbiamo sentito questa frase. So che mi ascolta molta politica del governo. Dobbiamo fare qualcosa, non la dobbiamo più sentire questa frase, non doveva trovarsi qui. È stato salvato perché ha un'infezione alle vie urinarie, poverino, chissà come mai. Mogliamo, certo, mogliamo il quotidiano Il Giornale. No, non posso portarvi subito sul Tempo, andiamo piuttosto su Repubblica, che ha un titolo praticamente identico a quello della Stampa. Trump ora la Groenlandia, con Caracas che si risveglia divisa sul raid e in fila per l'acqua, scrive oggi Repubblica. A pagina 12 all'interno, l'Italia, Meloni frena sugli Stati Uniti e sente Machado, democrazia, ma Salvini attacca Trump. E questa è un po' la novità, qualcuno era già pronto, oh, non voto più Lega, lascio la Lega perché Salvini appoggia quello che ha fatto Trump, eccetera. E sì, ci siamo tolti di mezzo un terrorista, però non è stato il massimo. Dopo aver difeso il Blitz, Salvini chiama la premio Nobel scaricata dal tycoon, no, in questo caso è la Meloni, con il leghista che si smarca.
scelta della Casa Bianca non saggia. Il consenso muove anche Matteo Salvini, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. Il leghista decide di smarcarsi dal presidente americano, una prima assoluta, secondo Repubblica, e criticare il blitz, intanto per difendere la linea isolazionista con cui ha sempre giustificato il filo putinismo anti-Kiev, e poi per mettere in difficoltà Meloni, attaccata a sinistra anche da Giuseppe Conte, che la critica per essere subalterna al presidente USA. Con una nota informale Salvini premette di avere sempre espresso sostegno al tycoon, ma aggiunge: l'operazione in Venezuela ha fatto emergere parecchie perplessità. La cosiddetta esportazione della democrazia, sostiene il leader con i suoi, non è una soluzione né prudente né saggia. Possa prevalere la diplomazia in un momento internazionale delicato, dove l'uso della forza va circoscritto il più possibile. In un post pubblico sostiene: nessuno avrà nostalgia di Maduro, ma si rispetti il diritto dei popoli a decidere il proprio futuro, seguendo il Papa che chiede di garantire la sovranità nazionale del Venezuela e assicurare lo Stato di diritto. Chiaramente, l'avete capito tutti, la speranza è che sì, adesso, in questo momento, gli Stati Uniti hanno portato via questo despota, ma che poi ci sia qualcuno a comandare il Venezuela eletto in maniera giusta. È una speranza che abbiamo tutti noi? Punto di domanda, direi di sì. Fatemelo sapere al 340 6709 659, perché c'è la pausa, ma tra poco io leggo i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una circolazione depressionaria continua ad insistere sulle nostre regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata avremo ancora pioggia al centro-sud, seppure a carattere sparso. Fenomeni anche sulla Romagna, nuvoloso ma in genere asciutto altrove. Nel pomeriggio ancora forte instabilità soprattutto al centro, con piogge fin sull'Emilia-Romagna, dove potrebbe scendere la neve fino a bassa quota in serata. Freddo al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
C'è che un giorno mi son chiesta dove sei finito tu, e guardandomi un po' intorno non ti riconosco più. Ora penso che dovresti ritornare, sai, qua giù, dove tanta è la violenza, dove non si crede più. Ecco che arriva il Natale, tutto cambia e si colora, mentre in fondo al nostro cuore di sperare abbiamo paura. Ma che Natale è? Abbiamo lasciato Dio nella capanna, non c'è più nessuno ormai, non c'è l'amore che si è perso intorno a noi. Vogliamo tornare a quel dono speciale dove c'è solo attesa, una tiepida luce accesa e ritrovare Lui. C'è che grande è l'amarezza, non c'è più serenità, sempre tanta è la stanchezza, questo vivere non va, forse non vogliamo cercare, forse tu sei già con noi, o sei l'ultimo pensiero che noi non faremo mai. Ecco che arriva il Natale, tutto cambia e si colora, mentre in fondo al nostro cuore di sperare abbiamo paura. Ma che Natale è? Abbiamo lasciato Dio nella capanna, non c'è più nessuno ormai, non c'è l'amore che si è perso intorno a noi. Vogliamo tornare a quel dono speciale dove c'è solo attesa, una tiepida luce accesa e ritrovare Lui. C'è un Natale che viviamo e che passa inosservato, importante il suo valore, forte il suo significato, si può fare tanto ancora e tu sei la compagnia, l'amico sempre attento, guida nella nostra via. Ecco che arriva il Natale, tutto cambia e si colora, mentre in fondo al nostro cuore di sperare abbiamo paura. Ma che Natale è? Abbiamo lasciato Dio nella capanna, non c'è più nessuno ormai, non c'è l'amore che si è perso intorno a noi. Vogliamo tornare a quel dono speciale dove c'è solo attesa, una tiepida luce accesa e ritrovare Lui. Ecco che arriva il Natale, tutto cambia e si colora, mentre in fondo al nostro cuore di sperare abbiamo paura. Ma che Natale è? Abbiamo lasciato Dio nella capanna, non c'è più nessuno ormai, non c'è l'amore che si è perso intorno a noi. Vogliamo tornare a quel dono speciale dove c'è solo attesa, una tiepida luce accesa e ritrovare Lui.
Noi la speranza l'abbiamo, che tutte queste canzoni natalizie possano regalare un po' di saggezza a tutti noi. Come si intitola questo pezzo? Ma che Natale è? E in effetti ce lo stiamo chiedendo un po' tutti quanti. Lei è Cristina Grego, un pezzo che richiama la vera essenza del Natale in un mondo carico di incertezze, un'attesa che è la nostra attesa per essere di nuovo insieme in una capanna ormai tristemente vuota e dove una tiepida luce e un bimbo ci regalano lo stupore, la gentilezza, la vera pace. Ecco, ci mancano stupore, gentilezza e vera pace. Ti puoi immaginare con un Sammy Varin che fa la rassegna stampa e cerca di tirarvi su di morale, su di molare. Un saluto anche ai dentisti. Le dura, piantedosi indifendibile, fantasma, vada via, dimissioni. Oh Maurizio, ma starà facendo 2 giorni di vacanza, signora. Poi che le è successo? Le minchia successo chi? Oh, Sammy, cosa ci faceva la povera ragazza dietro le aiuole del condominio? Cercava soldi facili come fanno tante ragazze per sesso, scappata di casa dopo essere adottata. Mao, è chiaro che è una storia triste e sicuramente la verità è che non bisogna buttarsi in quei guai, qualunque sia la tua provenienza, anche da una storia complicata come aveva quella ragazza che era effettivamente scappata di casa. Poi c'è un messaggio audio arrivato al 34067 09659, magari ci seguite per la prima volta, questa è una radio che parla, ma soprattutto che ascolta. Se avete qualcosa da dire su qualunque argomento, inviateci un messaggio scritto o anche parlato oppure video se volete. Siamo in radiovisione sui social network. 340 67 09 659. Sentiamo che dice questo. Oh Sammy, sono il Walter. Voilà. Allora, quel peruviano che ha ucciso quella povera ragazza, 19 anni, una bambina, allucinante. Ma il responsabile, colui che ha firmato il fatto che non può essere espulso, non può essere mandato perché gli bruciava il cazzo, suo figlio è una grandissima generosa, e pagherà. No, qui non paga nessuno. Allora, se io elettricista, muratore, faccio una qualsiasi minchiata sul lavoro, pago. Se un segretario comunale, qualcuno che lavora al comune, mette una firma su una minchiata, lo portano in galera. Qui firmano che questo può stare tranquillamente in Italia nonostante i reati che ha perpetrato, e questo non pagherà. Ma questo è. Se allora in Sardegna, quando ci sono i campi coltivati e le cornacchie vengono a prendere i germogli, si prendono le cornacchie, si appendono, io odio questa cosa, però fanno così, si prendono le cornacchie, ammazzate chiaramente, si appendono per le zampe intorno al campo. Le cornacchie vedono che sono appese per le zampe e quindi non vanno sul campo. Allora qui bisogna prendere questo peruviano, appenderlo in Piazza del Duomo per le gambe e vedrai che è da esempio per gli altri. Ciao, Grazie. Sai che non sono d'accordo su determinate parole e determinati gesti. Appendere la gente a testa in giù, poi ti immagini, sono già tanti che sarebbero pronti a farlo con troppa gente. E grazie comunque, perché è importantissimo il vostro parere, il parere del popolo, al di là che siate di destra, di sinistra. È importante su questi argomenti non stare zitti, non fate silenzio, ma dite la vostra. Qui lo potete fare. Licenze, mancati controlli. Ora nel mirino c'è il comune, siamo naturalmente alla tragedia avvenuta in quel locale. Le autorizzazioni dopo i lavori di ristrutturazione, la vendita di alcolici. Un ex dipendente del pub dice l'uscita di emergenza, sì, era sempre chiusa, quindi abbiamo capito benissimo di cosa si trattava, ma anche, ribadisco, la vendita di alcolici per ragazzetti, neanche maggiorenni, non si fa.
Va bene che siamo in Svizzera, tu dici? 6 mesi di indagini, poi i risarcimenti saranno milionari. A parlare è un avvocato esperto di diritto penale internazionale. I parenti delle vittime potranno costituirsi parte civili nel processo, i colpevoli rischiano condanne fino a 20 anni. Da noi si sarebbe indagato per disastro colposo, ma in Svizzera il reato non esiste. Per questo i gestori del pub non sono stati arrestati. Capito? Non esiste il reato di disastro colposo. Con l'ambasciatore che parla dicendo le prove sono ormai schiaccianti, non è stata una disgrazia. Vogliamo il quotidiano Repubblica, è sulla stampa il titolo uguale, Trump ora la Groenlandia, e all'interno Venezuela sospeso, strade vuote, code ai distributori, militari di nuovo di pattuglia a Caracas, la transizione è un enigma, non vogliamo più illuderci, il regime punta su Rodriguez, nominata presidente ad interim, Trump minaccia faccia ciò che è giusto o pagherà più di Maduro. Paginone sul quotidiano La Stampa, pagina 4, e vi ripeto, tra un quarto d'ora sentiremo Indira Acosta, che è venezuelana, puro sangue anche se vive da anni nel nostro paese. Trump fa il poliziotto del mondo e si comporta come un gangster, tanto per cambiare. Siamo a pagina 7 della Stampa, d'altronde, e questa è l'analisi di Alan Friedman. Il tycoon stravolge il corollario Roosevelt e normalizza la negoziabilità della sovranità. È interessante comunque da leggere perché, ci ripeto, ci immerge in quella che è la situazione odierna, dove pare che ognuno possa fare quello che vuole, e ripeto, è un precedente importante, ha detto l'ONU, questa invasione del Venezuela, perché a questo punto lo fa tranquillamente anche la Cina con Taiwan, e diamo ragione quindi a quello che ha fatto la Russia, e qualcuno già gli dà ragione dal primo giorno. Costa 3 euro al barile, si rivende a 60. Dietro al petrolio c'è un mare di soldi, signori. Ha scoperto l'acqua calda, anzi il petrolio, il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. La vicenda di Maduro, una follia, è l'apice del fallimento del petrostato. Si riconferma la maledizione del petrolio, anziché creare sviluppo consolida solo il regime del potere. Trump non poteva scegliere momento migliore per intervenire, i mercati non ne risentiranno. Paginone con Paolo Baroni, che intervista oggi sulla Stampa Davide Tabarelli. La Caracas Connection invece a pagina 9 sulla Stampa, che spiega che la caduta di Maduro non intaccherà la produzione di cocaina in Venezuela. La gang Tren Aragua continuerà a gestire il narcotraffico con i militari. Sempre sul quotidiano La Stampa. Salvini tra Trump e Le Pen, diplomazia via maestra, il PD, quel blitz è illegale. E cambiando completamente argomento, ma ci vuole, a pagina 26, l'economia del lunedì ci racconta della rivoluzione del trattamento di fine rapporto. Da quest'anno vengono introdotte le nuove regole destinate a cambiare il trattamento di fine rapporto, anche alloggio e auto aziendale nella liquidazione. Per i giovani silenzio assenso per la previdenza complementare. Da luglio quindi la liquidazione di chi è al primo impiego finirà in una forma di previdenza complementare se non indica alternative nei primi 2 mesi. Si amplia la platea di aziende tenute a versare in automatico il TFR ai dipendenti, saranno tutte quelle con 40 dipendenti nel tempo. La rendita della previdenza integrativa non sarà più vitalizia ma calcolata sulla speranza di vita dell'iscritto al momento della richiesta, e secondo una nuova sentenza della Cassazione anche indennità e benefit regolari concorrono a formare il TFR. Queste le novità in un paginone a pagina 26 del quotidiano La Stampa. Infine ricordiamo che sono passati ormai 10 anni senza Bowie. Il duca bianco David Bowie è morto nel 2016, ma la sua eredità è viva tra libri e mostre permanenti. Il documentario BBC The Final Act racconta come ha trasformato anche la morte
in un atto creativo, sicuramente interessante. Si molla, per fortuna, il quotidiano La Stampa, e andiamo sulla Verità, che apre con l'allarme sicurezza, signori, che poi veramente la verità. Ci stiamo dimenticando del nostro paese con i guai che sono insorti in questi primi giorni dell'anno intorno a noi. Allarme sicurezza. La verità è che dobbiamo tenerci i killer clandestini. Il peruviano accusato del delitto di una 19enne a Milano era sbarcato nel 2017 e aveva una sfilza di condanne, tra cui stupro e rapina. Per 2 volte è stato impossibile espellerlo finché ha ucciso. Liberati dalle toghe anche altri come lui dai centri in Albania. La sinistra fa la guerra ai medici, ridateci 70.000 euro a testa. In centropagina Jessica Guidi, un'altra polemica, ma soprattutto certamente si torna sull'argomento killer clandestini con Flaminia Camilletti. Si chiama Emilio Gabriel Valdez Velasco, il clandestino peruviano indagato per l'omicidio di Aurora Livoli. Su di lui pendono 2 mandati di espulsione mai eseguiti, e l'editoriale di Maurizio Belpietro: colpa di chi nega il nesso tra crimini e irregolari. In centropagina, Maduro in gabbia ma è caos sul successore. L'esercito venezuelano riconosce la Rodriguez. Trump: faccia ciò che è giusto o pagherà un prezzo alto. Poi sulla Groenlandia: ci serve per difesa. I SEALs avevano riprodotto in America la villa del tiranno per i Blitz. Ancora, a sinistra il golpe si può anche fare, purché colpisca qualcuno sgradito. Vi segnalo sulla Verità le interviste del lunedì con Antonio Di Pietro, da indagato temevo il connubio tra PM e giudici, e Aldo Giannuli, gli 007 non sanno più come evitare i conflitti. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è il Qui Parlamento, ci colleghiamo con il parlamentare della Lega, Ottaviani. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Siamo qui a commentare e soprattutto a portare avanti quello che è il voto di fiducia ad una manovra che, come le altre che sono state portate avanti dal Ministro Giorgetti e più in generale dal governo di centrodestra, è una manovra che appare non soltanto efficace e non soltanto oculata, ma è una manovra che porta avanti un tema fondamentale, che è quello dello sviluppo concreto, dello sviluppo reale e non dello sviluppo reale. Ora, Ministro Giorgetti, l'unica informazione in più rispetto a quelle informazioni che sono state diffuse in questi giorni relativamente a quella che è la portata effettiva della manovra, e vorremmo purtroppo darla noi anche come gruppo della Lega, perché al di là dei dati che sono stati diffusi, e spesso sono dati che devono essere letti anche tra le righe, la manovra non è di 21,5 miliardi di euro. È una manovra infatti di 61,5 miliardi di euro, perché quei 40 miliardi come tassa in più che incombono su questa manovra, come scure vera e propria, e non li ha creati lei, Ministro Giorgetti, non li ha creati il governo di centrodestra, ma è un po' come avveniva quando facevamo le moltiplicazioni o soprattutto facevamo le divisioni a scuola. C'è un riporto. Ecco, ogni anno noi abbiamo questo riporto di 40 miliardi che va a incidere su quelle che sono le disponibilità finanziarie. Qualche pseudo-economista anche dai banchi del 5 Stelle in questi giorni ci ha detto no, attenzione, ma in realtà non stiamo parlando di competenza, stiamo parlando di cassa, ma di questo stiamo parlando, perché comunque sia quei 40 miliardi in meno all'anno che secondo l'Enea hanno pesato per 130 miliardi di euro sono soldi in meno per le famiglie italiane, per le imprese italiane e per il bilancio dello Stato. Questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza, perché i numeri hanno la testa dura. E con una differenza, Ministro, con una differenza, signor Presidente, anche, che mentre quella enorme mole di denaro, come qualcuno ci ricorda,
come affermò Winston Churchill, mai è stato speso così tanto per così pochi, ha riguardato una platea di appena 500.000 beneficiari, 500.000 fortunati che, ci mancherebbe altro, sono anche loro nostri contribuenti, ma certo, se oggi noi siamo costretti a portare avanti una manovra finanziaria di 21,5 miliardi per 60 milioni di contribuenti, è inammissibile, inconcepibile che 130 miliardi siano stati spesi per appena 500.000 nostri comunque concittadini. Questo significa che chi ci ha preceduto non ha commesso un errore, ha fatto una scelta particolare, che è stata quella del mattone, che è stata quella di dare un consolidamento, signor Ministro, a chi aveva già delle rendite, perché quando si parla di colpire le rendite finanziarie, quando abbiamo ascoltato anche in queste ore qualcuno dire no, ma non avete il coraggio di introdurre la patrimoniale, diamine, lì è stato garantito con quell'operazione chi il mattone già ce l'aveva e probabilmente lo ha ereditato da generazioni, perché di questo stiamo parlando, a differenza di un altro bonus che non è il bonus, ma che è un incentivo che viene portato avanti da parte di questo governo rispetto a quello che è il mondo delle imprese, perché l'impresa, e lo ribadiamo sempre noi della Lega, non è semplicemente dell'imprenditore, ma è del lavoratore. L'articolo 2135 del Codice Civile si riferisce ad un complesso organizzato di beni dove chi ne va a beneficiare alla fine, se l'impresa produce quel valore aggiunto viene ridistribuito e crea ricchezza all'interno di tutti coloro che ci mettono braccia, testa e cuore all'interno dell'impresa. E allora noi abbiamo fatto altro, grazie alla sua indicazione, Ministro, ossia creare un 110, no, creare un 180%, che è quello che riguarda la possibilità che le imprese possano portare avanti investimenti con deduzioni, con la deducibilità di quelli che sono gli oneri come costi, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno ci dice no, ma state portando avanti numeri inventati, e non è così, perché dato che sempre la matematica ha la testa dura, caro Presidente, per essere più chiari, una società di capitali, una SRL o una SPA che fa un investimento di 1 milione di euro, grazie alla maggiorazione del 180% ha un risparmio sull'IRES di 430.000 euro che vengono reinvestiti sull'azienda, che vengono reinvestiti in posti di lavoro. Questo significa creare, generare il plusvalore sano dell'economia, non quel plusvalore finto che si faceva finta appunto in passato di ricevere da parte dello Stato con contribuzioni che spesso venivano devolute a chi l'impresa non l'aveva mai conosciuta fino a quel momento, ma era vicina al potere del governo. E allora un altro elemento fondamentale di questo incentivo che è stato creato riguarda la destinazione, perché avendo esperienza di aziende, di imprese e soprattutto di società civile, il governo bene ha fatto a prevedere l'ipotesi del bonus del 180% che arriva fino al 50%, laddove però i macchinari devono essere installati in Italia, perché dobbiamo premiare l'italianità, la produzione e soprattutto il lavoro delle famiglie italiane. Certo, se si permetteva, come in passato, di prendere il macchinario e portarlo all'estero, magari in Cina, seguendo la via o il fiuto della seta, quei macchinari non avrebbero prodotto né ricchezza da tassare in Italia, né tantomeno nuovo lavoro e nuova occupazione. Idem per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici. Certo, c'è la necessità di portare avanti quelle che sono le fonti alternative, ma se queste fonti alternative poi vengono prodotte con i pannelli in Cina che bruciano carbone e poi ci vogliono far credere che noi dobbiamo essere assoggettati al Green Deal, allora anche in quel caso c'è qualcosa che non funziona. E allora ben venga il bonus anche del 180% per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici, purché però siano prodotti in Europa e soprattutto con qualità ed efficienza che siano continentali e che non siano dall'altra parte del mondo. E allora quando si fa riferimento da parte delle minoranze, noi ancora le definiamo così perché speriamo che alla fine
qualche cosa di non oppositivo lo producano. Ebbene, quando si fa riferimento a quello che è il profilo dell'arretramento del prodotto interno lordo, bisognerebbe chiedersi perché, bisognerebbe capire perché questo prodotto interno lordo nel nostro continente, soprattutto per quanto riguarda l'industria pesante, non quella leggera, ha avuto questa debacle. Certo, non siamo stati noi ad appoggiare alcuni governi di sinistra centro all'interno di quella che era la più importante istituzione comunitaria, quindi nella Commissione europea, che hanno portato avanti questo folle Green Deal, non rendendosi conto di quella che è la ripartizione in giro per il mondo degli abitanti. Ma immaginate che cosa è successo in un'Europa di 450 milioni di persone, davanti a Stati Uniti che hanno una popolazione variabile tra i 330 e i 340 milioni di persone, davanti alla Russia 160 milioni di persone, davanti alla Cina 1 miliardo e 400 milioni di persone, l'India 1 miliardo e 2, noi abbiamo detto no, facciamo i fichi del pianeta, noi siamo i più bravi e i più belli sulla materia del Green Deal, non ci interessa se gli altri producono CO2 o producono inquinamento planetario, l'importante è che noi ne usciamo belli come classe dirigente. E questo non funziona, questo non può funzionare così, Presidente. Allora, quando si fa riferimento ad esempio al mondo del lavoro, l'età pensionabile, grazie ad un intervento che ha fortemente voluto la Lega e il nostro ministro, c'è stata la riduzione dei famosi 3 mesi per quanto riguardava l'aumento dell'età pensionabile nel 2027, e c'è un impegno anche per il 2026 a far scendere tutto questo ulteriormente. Come ci siamo sentiti dire, ma sui lavoratori precoci e sugli usuranti, e andiamo a concludere, Presidente, è stato fatto ben poco. E no, è il contrario, perché anche in questo caso l'economia reale prevale su quella virtuale. Nel 1970 i ragazzi che avevano 19 anni o meno 19 anni e che facevano ingresso nel mercato del lavoro sono stati sicuramente in numero superiore rispetto a quelli del 1990. E allora che cosa succede? Che senza toccare età e requisiti diminuisce la platea degli aventi diritto. Deve concludere. Questa è economia, signor Presidente, e soprattutto è economia di un paese reale che il ministro Giorgetti, il governo di centrodestra hanno restituito a questo paese dopo una enorme latitanza della politica e del senso del reale. Grazie. Qui Parlamento. Buongiorno, sono Domitilla Brown e buon 2026 a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono qui per farvi conoscere e vorrei presentarvi una mia canzone di cui l'incisione l'ho vinta come primo premio al concorso Una voce per l'inedito. Questa canzone parla di un amore semplice, appunto il titolo è Amore semplice, è scritta da Lanfranco Busnelli, le musiche sono di Dino Angelini e Riccardo Di Filippo. Questa canzone è stata scritta con l'intenzione di far capire agli uomini che praticamente noi donne non chiediamo la luna o non si sa che cosa, ma solo dell'amore, amore semplice, sincerità, onestà e fedeltà. E quando questo non arriva, noi mandiamo tutto all'aria, abbiamo la caparbietà e la consapevolezza di sapere quello che vogliamo e mandiamo tutto all'aria. Non importa quanto sia il rapporto, quanto sia importante, l'importante è l'amore che non arriva ed è giusto anche pretendere sincerità, onestà e amore, un amore semplice. Vi mando un grosso abbraccio a tutti. Un grande ringraziamento a Semmi per avermi dato l'opportunità di farvi ascoltare e conoscere questa canzone. Ringrazio tanto anche Lanfranco, Dino e Riccardo. Un abbraccio grande da Domitilla Brown. C'è un punto oltre il quale non posso andare,
dove dici ho finito tutte le mie forze. Hai avuto il tempo per amarmi e invece nel mio cuore hai fatto danni. Ci sono stati momenti di pazienza, vedendo quella tua indifferenza, e mi è passato spesso nella mente che di me non te ne frega niente. Non ti ho mai chiesto di darmi la luna, ma solo un amore onesto e semplice. Peccato che tu non l'hai mai capito, e quanto è facile lasciarti adesso. Magari tu domani mi richiamerai dicendomi che ancora tu mi ami. Domani poi sarà già troppo tardi, perché oramai non voglio ripensarci. Accidenti, ora non mi resta che l'orgoglio a sollevarmi la testa, dirti addio, che dolce vendetta, magari col tuo cuore che lentamente si spezza. Non ti ho mai chiesto di darmi la luna, ma solo un amore onesto e semplice. Peccato che tu non l'hai mai capito, e quanto è facile lasciarti adesso. Non ti ho mai chiesto stelle e poesie, solo un amore che fosse in sintonia, ma tu hai tradito tutto quello che avevo, e ora a sorridere mi viene meglio. Si chiama Domitilla con la Y, Domitilla, con amore semplice, una voce che mi ricorda quella di Marcella Bella, è possibile? Si è distinta, anzi lo ha vinto, il concorso di Dino Angelini Una voce per l'inedito, tenutosi la scorsa estate. Domitilla con Amore semplice, la canzone indipendente delle ore 9 con il buongiorno rinnovato. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà. Il quotidiano Libero titola in prima pagina Diritto di golpe, e Mario Secchi, il direttore, nel suo editoriale ci spiega perché è legittimo far cadere i dittatori. Si parla naturalmente di Venezuela. In Europa la sinistra attacca Trump e parla di violazione dei trattati internazionali, ma eliminare un pericoloso tiranno aiuta la pace e farà bene anche a noi. A noi non lo so. Fatto sta che sta cambiando qualche cosa in Venezuela. Stiamo sentendo tutto il contrario di tutto, ma forse la verità ancora non è uscita? Bene, abbiamo deciso di chiamare una che di Venezuela se ne intende. Lei è nata e ha vissuto, si è laureata in Venezuela,
fieramente venezuelana, ora vive in Italia, in Piemonte da anni, è un influencer, è ambasciatrice del mondo delle donne e anche ideatrice di una manifestazione che si chiama Donne per le Donne. Mi fa piacere avere ospite su Radio Libertà Indira Acosta. Ciao! Ciao Sammy, una vera gioia condividere questo momento con voi, sinceramente. Buongiorno. È vero. E ti dico, io ho pensato subito a te come ti penso spesso quando leggo di ciò che è accaduto in questi mesi, in questi anni in Venezuela. Chiaro, abbiamo visto determinate immagini, solo poche sono arrivate ultimamente le immagini della gente e dei festeggiamenti che ci sono in queste ore in Venezuela. Chiedo a te che cosa sta effettivamente accadendo in Venezuela. C'è chi festeggia, ma anche chi dice no, invece no, deve tornare Maduro, eccetera. No, ma siamo la maggioranza, Sammy. Cioè siamo stati la maggioranza da tantissimi anni. Io la cosa che vi chiedo a voi italiane che voi siete adesso così preoccupati per il petrolio venezuelano. La cosa che mi colpisce è questa: come mai siete così preoccupati per il petrolio venezuelano? È da 27 anni che il petrolio venezuelano è in mano ai russi, ai cubani, ai cinesi, ai iraniani, mentre viene massacrato il popolo venezuelano disarmato, civile, la popolazione civile, dico di nuovo ancora, disarmata contro le forze armate, contro i militari cubani, che questo nessuno lo dice perché si parla tanto di sovranità, ma nessuno lo sa che siamo in mano ad altri paesi comunque. E questo nessuno lo dice. È interessante questa cosa. Quindi tu come hai visto i tuoi parenti, i tuoi amici che si trovano in Venezuela? Sono tutti felici, Sammy. Come il primo avete passo visto? per la libertà. Non è un'invasione, quindi è una cosa che andava fatta. Anzi, è stato fatto come un intervento chirurgico. Le persone che sono morte, che sono all'incirca 40 persone, sono i 3 anelli di sicurezza di Maduro. Sono militari, si chiamavano gli anelli di sicurezza. Questo qua aveva un bunker con una porta di acciaio pesante non so quante tonnellate. Tutti erano, cioè, loro sapevano cosa andavano incontro in questi anni. Non è una sorpresa, non è un'invasione, perché non è stato toccato nessun obiettivo civile, un ospedale, una raffineria, no, cioè sono stati toccati i 7 punti chiavi militari per evitare la sfuggita di queste persone. Punto. È stato fatto come un intervento chirurgico, cioè le vite sono state risparmiate, i danni sono stati proprio limitati proprio al minimo, e questo è quello che nessuno sa e nessuno dice. Certo, senti, e la gente, abbiamo visto dei festeggiamenti dopo i primi giorni che non apparivano queste immagini, sembravano quasi censurate, adesso non si riesce più a nasconderle, si cominciano a vedere grandi festeggiamenti perché non c'è più Maduro. Che cosa vi aspettate che accada adesso? Perché la speranza, come raccontavo io prima ai miei ascoltatori, è che l'intervento chirurgico c'è stato e che adesso ci siano delle elezioni democratiche e che si possa effettivamente governare e anche avere un risultato, un qualche cosa per il paese dal petrolio, perché finora voi non avete avuto nulla, non si è visto. Anni non abbiamo visto niente, le strutture sono fatiscenti, cioè Venezuela, per chi non lo sa, è diventato un paese di anziani dove sono anziani da soli, dove i figli che siamo all'estero manteniamo questi anziani in Venezuela, perché sono tutti ridotti alla povertà tranne la cerchia loro, tutto lì.
E moltissimi hanno deciso di andarsene, come hai fatto tu, Siamo come hai più di fatto 6 moltissimi. milioni, tra quelli illegali, tra quelli registrati, gli altri scappati non si sa quanti siamo. Senti, la Machado, premio Nobel, potrebbe essere la nuova possibile governante per il Venezuela. Intanto c'è però la Rodriguez. Secondo me sì. Un'altra cosa che non si sa è che è stato eletto nelle elezioni ovviamente legittime Edmundo González Urrutia perché Maria Corina è stata inabilitata dal governo per partecipare alle elezioni. Questo ancora non è stato neanche detto. Lei è Incredibile. stata inabilitata per partecipare alle elezioni. Questo nessuno lo dice. Il consiglio che possiamo darvi, cari ascoltatori, è quindi di non fermarvi soltanto alle fonti italiane o europee, ma di andare direttamente a ricercare chi vive in Venezuela e chi, come Indira Acosta, vive in Italia ma ha un contatto quasi quotidiano con il Venezuela. Indira, 5-6 volte al giorno. certo, lo immagino. Parallelamente ricordiamo anche, Indira, che cosa fai tu qua nel nostro paese. Sei un'ambasciatrice del mondo delle donne, dicevo prima, influencer, ma soprattutto sei ideatrice di una bella manifestazione che si chiama Donne per le Donne, che si sta già preparando per i primi mesi di quest'anno. È vero, Indira? Sì, stiamo preparando tutto per il 1° marzo. Che è la prima domenica di marzo, ovviamente, il primo. A Piazza Dove Castello sarete? a Torino. A Torino? A Torino, in Piazza Castello. E quindi già lanciamo questa cosa. Donne per le donne, marzo, Torino, Piazza Castello. Però Indira, io spero di sentirti, anzi ne sono certo, ci risentiamo presto, ci racconteremo belle notizie e speriamo che arrivino democraticamente dal Venezuela, ma soprattutto questa tua bellezza, importanza della donna l'hai portata in Italia e stai portando avanti tante manifestazioni positive per farci imparare meglio chi sono le donne, che cos'è la donna. Grazie Indira Costa. Grazie. Ciao. Grazie a Indira Costa e grazie a tutti voi anche che ci state scrivendo al 340 6709 659. Poi leggeremo i vostri messaggi WhatsApp nella tarda mattinata, perché inutile dirvi sono perennemente in ritardo. Non abbiamo il collegamento con il Parlamento quest'oggi con il capogruppo della Lega, lo avremo la prossima settimana, e allora ritorno al volo, questa volta sul quotidiano Il Tempo, che parlando di Hamas parla dello scacco agli amici di Hamas, soldi pure ai kamikaze. Nel computer di Hanun le prove dei soldi inviati alle famiglie dei martiri e quei $2 milioni per Alisawi, l'ex ministro dei trasporti di Hamas, da Boldrini a Di Battista a Pedullah, cronistoria degli incontri con i politici di sinistra. Ma il quotidiano Il Tempo si occupa anche del collasso Iran. Ora il regime si blinda nei bunker e cerca la fuga. Gli Emirati bloccano i voli notturni. Khamenei: non cederemo, ma Musk lo stoppa, illuditi pure. La crisi del Venezuela, Maduro in cella, Trump avverte la neopresidente e Meloni in serata sente la Machado. Si molla anche il quotidiano Il Tempo per tornare sul quotidiano Libero. Vi dicevo prima di ascoltare Indira Acosta che c'è l'editoriale di Mario Secchi che spiega il diritto di golpe. Lo leggiamo insieme perché ci racconta un attimo la fotografia della situazione. Il golpe americano contro il diritto internazionale.
Questa è la nuova favola dei progressisti contro l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela. Non si rendono conto del sottosopra che alimentano, usano un argomento retorico contro Donald Trump e automaticamente finiscono per fare gli utili idioti del fronte dei dittatori guidato da Vladimir Putin e Xi Jinping. Maduro è un delinquente internazionale che ha truccato le elezioni, ha affamato il popolo, incarcerato gli oppositori. La sua cattura è una buona notizia. Il regime change in Venezuela e quanto di meglio possa capitare in Sud America. I fini pensatori che in queste ore ci spiegano a tavolino il sistema delle relazioni internazionali dimenticano come funziona il mondo. Siamo entrati in una fase nuova e antica, benvenuti nei primi decenni del Novecento, proiettati in una realtà aumentata dal boom tecnologico. È tornata la competizione tra le grandi potenze, la storia non è finita, ha ripreso a galoppare verso una nuova guerra fredda tra gli Stati Uniti e la Cina, con la Russia nella parte del soldato di Ventura di Pechino. È una sfida tra potenze nucleari, dettaglio che i parrucconi dal talk show dimenticano. Quello che conta è sempre messo a margine del dibattito. La sicurezza e l'energia sono il motore di questo ridisegno dei rapporti di forza. Trump ieri in un'intervista a The Atlantic ha ribadito l'interesse strategico per la Groenlandia e non c'è niente di cui stupirsi. Gli Stati Uniti hanno un problema di contenimento della Cina e della Russia nell'Artico. Chi difende le coste del Nord America? La Danimarca? Le cancellerie europee prendono sotto gamba le preoccupazioni del Pentagono sulle manovre sino-russe in quella parte del mondo e sbagliano, tra i ghiacci si nascondono 1000 insidie. Il diritto di golpe non è l'invasione russa di una nazione nel cuore dell'Europa, ma la liberazione da un satrapo che ha sfasciato il Venezuela alleandosi con i nemici della democrazia. Gli onusiani che difendono Maduro sono una tragedia. Il Venezuela è uno stato fallito e sotto sanzioni che vende gran parte del suo petrolio alla Cina e a sostegno di Russia, Iran e Cuba. La Casa Bianca ha deciso di polverizzare questa presenza radioattiva nell'emisfero occidentale. Lo fa con il ritorno alla dottrina Monroe per difendere il suo spazio vitale nelle Americhe. Non vuole correre il rischio di un'altra crisi dei missili di Cuba, quando nel 62 Khrushchev mise Kennedy di fronte alle testate nucleari sovietiche a pochi chilometri dalla costa della Florida. Non è un percorso netto, siamo all'inizio di una partita complessa e pericolosa. Il messaggio a Putin e Xi Jinping è che l'America non resta a guardare le loro scorribande dall'Ucraina a Taiwan. Siamo in pieno Novecento, la pace non è un pasto gratis. Così l'editoriale di Mario Secchi, interessante oggi, diritto di golpe sul quotidiano Libero. Si ritorna alla nostra cronaca, anche qui il peruviano fermato per l'omicidio, l'aggressore di Aurora espulso già 2 volte e naturalmente noi a Crans orgogliosi dell'Italia, i parenti delle vittime, con Pietro Senaldi e la tragedia evitabile, l'ambasciatore vuole risposte dalla Svizzera con Claudia Osmetti. All'interno del quotidiano Libero, il diritto di golpe con gli anti-americani, solita sinistra immadura, Propal, partigiani e CGIL in piazza per il dittatore, signori, e li vedremo in queste ore. Sostenitori di Hamas, ANPI, centri sociali, spezzoni dei partiti si trovano oggi a Roma e in altre città. Lo scopo? Una marcia per la pace e i diritti, quello che il regime chavista non garantiva agli oppositori torturati in cella. Oh, non ho ancora sentito Landini, Chissà che combina venerdì prossimo. Quelli che oggi attaccano Trump facevano la guerra a Serbia e Libia, se ne parla a pagina 3. E poi Trump che gela la Danimarca, la Groenlandia ci serve e Rubio dice Cuba è nei guai. Gianni Vernetti viene intervistato sul quotidiano Libero a pagina 5, è un colpo durissimo all'alleanza delle autocrazie. Il politologo dichiara: Donald ha attaccato Caracas perché le onde d'urto colpiscano Pechino, Mosca, Teheran. È un regime change diverso da quello in Iraq, c'è una democrazia pronta. Cambiamo argomento, a pagina 8 di Libero, il fronte del no alla riforma fa propaganda ovunque
e nella stazione di Milano proietta spot pieni di balle. Dopo le iniziative nelle parrocchie pugliesi, tra i passeggeri a Milano Centrale spunta un maxi schermo che recita: vorresti giudici che dipendono dalla politica? Il penalista La Rosa attacca: campagna di mistificazione. Si gira di nuovo la pagina, tutti identificati 6 giovani italiani morti nel rogo di Crans. E poi i parenti delle vittime, noi orgogliosi dell'Italia. Il racconto della zia di uno dei ragazzi deceduti. Il tricolore nella zona dedicata alle famiglie dei dispersi mi ha commosso. Tajani un padre, al di là chiaramente del tricolore, non del tricolore, non è stata una disgrazia, la tragedia era evitabile. Parla a pagina 13 di Libero l'ambasciatore Cornado: sarebbero bastati un po' di prevenzione e buonsenso per evitare il PM, per evitare il peggio. Il PM dice: non possiamo arrestare i proprietari. Perché? Perché la legge della Svizzera non lo prevede. Ancora notizie, siamo ancora sul quotidiano Libero con il caso Bellavia Report, interrogazione di Forza Italia, il presunto furto di dati sensibili dall'archivio del consulente di Rai 3 scatena il centrodestra e l'ex collaboratrice lo attacca, dice il falso, si parla naturalmente di dossieraggi. E c'è un paginone quest'oggi anche sul quotidiano Libero che si occupa naturalmente anche dell'assassino di Aurora, pagina 15. Non doveva essere in Italia. Ancora questa frase terribile che troppo spesso sentiamo, leggiamo e nessuno fa nulla. Il peruviano accusato di aver ucciso la giovane trovata morta a Milano era già stato espulso 2 volte, rilasciato dal CPR per un certificato medico. Poverino, aveva un'infezione urinaria. Ancora, Dolcetti o Carbone? La Befana non si tocca. È Giordano Teoldi che nella pagina delle opinioni del quotidiano Libero ci ricorda l'intramontabile vecchietta. Dopo un Natale sottotono e un Capodanno lugubre, anticipato da un discorso del presidente insolitamente blando, forse sarà la modesta festività della Befana, corruzione linguistica volgare di Epifania, che come si sa vuol dire manifestazione superiore, a ridarci un po' di serenità. Spes ultima dea. È vero, il mondo ha poco da festeggiare, questa depressione globale ha contaminato i giorni di passaggio tra un ciclo e l'altro, solennizzati dal paganesimo, riadattati dal cristianesimo, come faceva erigendo basiliche su templi antichi. Cristo, i magi e infine la Befana, la strega buona che a cavallo della sua scopa dispensa, secondo criteri di giustizia imperscrutabili, cioè quelli dei genitori, dolciumi o carbone ai bambini. È certo la più infantile delle figure di questa processione che chiude l'anno vecchio e inaugura il nuovo, la più primitiva e paganeggiante, e non per caso la festività dell'Epifania ha uno statuto caduco, sospetto, sempre a rischio di essere squalificata. Interessante argomentazione. Giordano Tedoldi oggi sul quotidiano Libero nella pagina delle libere opinioni. Ultima segnalazione dal Libero, e qui non lo so se anche i vostri figli o nipoti se lo sono guardati, ma i miei sì. Stranger Things, signori, è già, che rilancia anche Prince, una delle serie TV che negli ultimi anni ha ottenuto un successo clamoroso presso la generazione X, e lo scorso Capodanno ha chiuso i battenti con l'ultima puntata attesissima e per questo molto seguita. Io ne ho visto 10 secondi perché mia figlia ha detto: oh, ci sono tutti i pezzi anni 80, bello, sembra di rivivere in quegli anni. Sì, ragazzi, ma sangue, torture, orrori, robe pazzesche, e più di 10 secondi non sono riuscito a vedere l'ultima parte. Nuova vita per Purple Rain e When Doves Cry. Stranger Things rilancia anche Prince. Nella serie 2 canzoni del folletto di Minneapolis, boom su Spotify grazie alla generazione Z. C'è di buono che imparano le nostre canzoni, te che belle, però con quanto sangue, ragazzi miei. E forse anche è questo che poi
quando ci sono gli incendi stanno lì a riprendere i ragazzetti senza fare assolutamente nulla, ma meglio non pensarci. Ancora qualche minuto di rassegna stampa, poi vi ricordo ci ritroviamo dalle 11 a mezzogiorno. Ho qui in frigo tutti i vostri messaggi al 340 6709 659. Sono sul Tempo con l'inchiesta sui filo Hamas. Gli hacker della polizia trovano nel PC di Hanun soldi inviati al kamikaze. E poi ecco tutti gli incontri del Giordano, dalla Dem Boldrini al grillino Pedullà. Tra le carte anche il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che vide privatamente Iazi, braccio destro di Hanun. Sicuramente interessante per voi che sfrugugliate all'interno di questa sinistra che firulì firulà e pare che sostenesse questi personaggi. Ma pagina 8, se siete tifosi di Trump, oggi il tempo è tutto vostro, perché a pagina 8 e pagina 9 si scrive rivoluzione Trump. In soli 12 mesi il tycoon ha cambiato l'ordine mondiale, dai dazi alla politica estera nulla è più come prima. Dite di no? Promesse elettorali mantenute, meno tasse, rilancio dell'industria USA e in vista del midterm pronto un assegno da $2.000 per il ceto basso. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo. Anche l'Iran è al collasso, i vertici del regime cercano la via di fuga, ma a interessare a me è di spalla Anna Maria Cisente, che scrive oggi sul quotidiano Il Tempo: per l'Islam politico la sinistra è il cavallo di Troia. Un popolo, quello venezuelano, con i nostri 160.000 connazionali, che spera nella libertà e nella democrazia. Profumo di libertà e democrazia che vogliono anche i cittadini iraniani, sottomessi al regime islamista che, come mi hanno raccontato tante ragazze iraniane, ruba la libertà e la dignità a ciascuno, privando soprattutto le donne dei diritti più elementari. Tutto questo nel nome di Allah. La tragedia di un popolo che combatte per la propria emancipazione, per il proprio futuro, che non si rassegna. Una lezione di spina dorsale che noi dobbiamo imparare. Il comunismo e l'islamismo, che nelle piazze italiane ed europee oggi vanno a braccetto, costruendo alleanze inquietanti e liberticide, restano il vero pericolo per le nostre liberal democrazie. Il ventre molle dell'Europa ha agevolato la crescita di islamisti, la fratellanza, sovvertitori della democrazia. È questione di un attimo, come mi hanno detto le ragazze iraniane scappate in tempo e che lottano per la libertà dei loro familiari in Iran. Combattono per la libertà di casa loro e, come già avvenuto e documentato, sconcerta l'approccio sovversivo di chi oggi invece scende in piazza a bruciare le bandiere degli Stati Uniti, perché ancora una volta siamo di fronte a una sinistra che sceglie di schierarsi contro un popolo oppresso per difendere un dittatore narcotrafficante, paladino dell'immigrazione clandestina. Così il quotidiano Il Tempo ospita l'editoriale di Anna Maria Cisente, europarlamentare della Lega. E così il Semivarin si ferma. Già, sono le 9:31, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, ma poi io ritorno, certo, grazie a Francesco in regia, puntualmente ritornato dalle sue vacanze. Dalle 11 in poi leggeremo i vostri messaggi e avremo orgogliosi ospiti che parleranno su queste frequenze. Intanto grazie per il gentile ascolto, a più tardi. Avete ascoltato la